Ok, benvenuti in questo nuovo format di Accademia del Valore sulla Rosa dei Veneti, perché la Rosa dei Veneti che cos'è? È una rosa di migliori imprenditori del Veneto, quindi il nostro obiettivo è quello di andare a intervistare, qui vedete già un ospite, Grazie per la definizione. adesso ve lo presento, in 60 minuti conoscere degli imprenditori che hanno fatto diventare grande questa nostra regione e quindi noi vogliamo imparare da loro quelli che sono i segreti, quindi in qualche modo quelli che sono i segreti che ci riveleranno. Questo format dura circa 60 minuti e ogni venerdì con Accademia del Valore intervisteremo un imprenditore. Oggi ho l'onore di rivedere un amico per cui abbiamo vecchio amico, abbiamo fatto tante cose assieme tanti anni fa, Nereo Parisotto, presidente di Euroedile, ma Euroedile è una cosa che mi ricordo io, ma nel frattempo che non sei capace a stare fermo, hai creato tante altre aziende. Ci racconti un po' di più di cosa fa Euroedile, cosa fanno le altre aziende del gruppo? Ti lascio la parola. Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Buona visione di questi 60 minuti che cercherò di raccontare solo cose belle. Ho da raccontare solo cose belle. Sono, come diceva Claudio, Parisotto Nereo, amministratore di Euroedile, una società che fa servizi, fondamentalmente servizi nel mondo dell'edilizia e nello specifico ponteggi. Quindi noi montiamo e allestiamo e smontiamo ponteggi di tutti i tipi, di tutte qualità e come dico sempre il lavoro più è difficile più ci piace. Per cui, infatti hanno fatto cose spaziali in tutto il mondo. Sì. Tutto il mondo no, però in Italia, in gran parte d'Italia, a partire da tanti anni fa, dove diciamo tutto è cominciato, alla Torre dell'Orologio Venezia, io è quello secondo me il punto di svolta mio personale, la torre dei Mori, la Torre dell'Orologio Venezia in Piazza San Marco, dove ho importato in Italia un nuovo tipo, non l'ho direttamente importato io perché diciamo che c'era già, ma ho cominciato a usarlo in modo esponenziale alla Torre dell'Orologio a Venezia, e quindi quello dedico il mio momento. E quindi amministratore di Euroedile, ritornando alla tua domanda, perché spesso io dilago, ma sarai bravo tu, Claudio, a tenermi. Anzi, ti guido subito, perché se mi batti con la mano sul tavolo qua con i microfoni, lui mi va via di testa. No, è solo per imporre, no, sai, quando tu parli devi tenere l'attenzione alta, no? Fai bene, ma i grandi parlatori battono il tacco ogni tanto. Ce l'abbiamo già tutta su di te, quindi no, non scherzavo ovviamente. Quindi Euroedile. Sì, Euroedile, che quindi il servizio di ponteggi a 360 gradi, ripeto, grandissime opere, per esempio il tristemente noto Ponte Morandi a Genova, ma tantissimi, il Pantheon Roma, tantissimi. Se andate sul loro sito vedete cose strepitose. Sì, www.euroedile.it. Poi lo mettiamo il link in descrizione, non ti preoccupare. Certo, quindi diciamo questa grande società che mi ha dato, come si può dire, visibilità, e da lì parte tutto, no? Oggi sei amministratore, presidente? Amministratore di Euroedile. E poi nel frattempo non ti divertivi non ti sei fermato là. Euroedile aveva la necessità di, come si può dire, un grande partner di costruzione di le attrezzature che fondamentalmente utilizza tutti i giorni. Okay. E quindi abbiamo, come si può dire, ci siamo allargati con una società che costruisce attrezzature in alluminio, che è a Casale sul Sile, si chiama Alumaster, quindi il nome lo dice tutto, quindi attrezzature speciali in alluminio per, come si può dire, per evolvere un pochettino il nostro mondo, quindi creare qualcosa di alternativo rispetto all'acciaio, ecco, per rendere il lavoro del personale addetto, quindi dei miei collaboratori, più snello e meno faticoso. Dopodiché, facendo questo, è venuta avanti l'opportunità di acquisire un grossissimo brand in Italia, che è la Pilosi, un'azienda storica, davvero storica in Italia, che era in difficoltà, stava andando verso il fallimento, e così, facendo un grande sforzo economico, devo dire, però era nelle nostre corde, quindi dopo un'attenta valutazione fatta non solo di tipologia di azienda, fatta non solo di avere i soldi e trovare i soldi per poterla comprare, ma mi sono davvero guardato indietro, o meglio guardato attorno, ho visto che avevo un team
di assoluta eccellenza. Lì dove in Pilosio? No, che mi seguiva, con che mi te seguiva, già, creato negli anni, Ok. un team di assoluta eccellenza. Mi sono sentito fortissimo, mi sono sentito potentissimo con questo team e quindi valutato anche con loro la possibilità, abbiamo detto vabbè, i soldi Quindi- in qualche modo li troviamo perché tanto siamo bravi a fare e questo mi ha dato davvero la forza di fare un enorme salto per l'epoca. Adesso lo vedo tanto piccolo, ma all'epoca era Quindi davvero la una domanda roba. che ti volevo fare è come un'azienda piccola ha preso un grande gruppo, ma in Sì. qualche modo hai già risposto. Hai già risposto che Non il erano i fatto, soldi. il fatto di girarti, Sì. di trovare un team dietro di te, Sì, sì. ti ha No, dato la forza. anche molto a fianco perché ho davvero dei ragazzi eccezionali, ho davvero più o meno siamo un team formato da 15 persone. Ok. Tra vari collaboratori, direttori di una cosa, direttori dell'altra, su e giù, ognuno ovviamente ha il suo compito e ha il suo impegno. È come se fossimo una squadra di calcio, capito? Io non mi sento neanche tanto allenatore perché a volte apprendo da loro. Quindi non posso neanche dire io sono l'allenatore che tira le fila e in qualche modo poi loro giocano. No, anzi a volte ho di che ben imparare, altro che insomma, come dico sempre. Insomma. Quindi diciamo 2 aziende produttive, quindi da un'azienda di servizi, che è quella di dire vado a mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, creandogli le condizioni perché lavorino tutti i giorni nel massimo del comfort, Sì. tra virgolette, di sicurezza, che possono performare al meglio. Sì. Sei andato anche alla fonte a dire ma le attrezzature che mi servivano e te le sei fatte tu, insomma, te le sei Se facciamo comprate. un passo indietro, Euroedile appunto che è nel mondo dei ponteggi ormai da quasi 40 anni e abbiamo realizzato, come ho detto prima, ma non per ripetermi, solamente per prendere il filo da ragionamento, abbiamo realizzato strutture nei posti più impensabili al mondo. No? Oggi ci dedichiamo più a ponti e viadotti perché il mercato è quello. No? Abbiamo solamente sfiorato la norma che c'era, la 110 fino a qualche periodo fa, no? Che invece adesso è venuta meno, e per concentrarci di più su lavori importanti, lavori imponenti, che però prevedevano anche, come si può dire, una grande formazione di personale, perché come si sa il ponte, che sia ponte o che sia viadotto, si parla di quota, si parla di grandi altezze e di conseguenza si parla di grandissima sicurezza. È vero pure che anche il cantiere piccolo ha necessità di sicurezza, ma sta di suo che più in alto vai E più grande è, più grande è, più evidentemente devi applicarti, devi fare. Però grazie a questi 35 anni, oggi ormai 40, di lavoro in questa azienda Euroedile, mi ha formato e ci ha formato il nostro gruppo in tante direzioni. Ok, evidentemente la sicurezza come si diceva, ma soprattutto ci ha formato perché abbiamo capito cosa voleva il cliente. Okay. Cosa necessitava il cliente, cosa necessitava il cantiere, quali risposte tu dovevi dare alla domanda del cliente, alla necessità che avesse. E questo c'ha anche, come si può dire, essendo un'azienda di servizi, tu prima di tutto devi avere grande rispetto del cliente, nel senso che più rispetto hai e più il cliente ti darà. Se no lo perdi, non è che sei sposato. Quello quando è lui gli conviene, che ci paga lo stipendio. bravissimo, mamma mia. Io dico sempre, le mie aziende non sono mica di proprietà mia, sono di proprietà del cliente. Se lui decide di arrivare a noi, avremo i soldi per pagare i dipendenti, che non sono dipendenti ma sono miei collaboratori, tutti, dal primo all'ultimo, e ci tengo a precisarlo, non sono dipendenti ma sono tutti collaboratori con diverse mansioni. Ovviamente io faccio una cosa e tu fai quell'altra, ma tutti collaboratori. E il cliente ci ha insegnato cosa bisognava fare perché lui fosse contento e perché noi Quindi potessimo non perderlo. Al centro di questa crescita, di questo sviluppo è stata l'attenzione a capire i bisogni del cliente. Se vogliamo, che in un mondo di un'azienda che si occupa di marketing, dove che metto sempre al centro studia il cliente, studia i suoi bisogni, qua è una cintura nera che queste robe funzionano, no? No, funzionano alla grande. Credimi che proprio il mio primo impegno, se andiamo al primo giorno... infatti volevo domandare, come ti sei messo a fare sta roba sui ponteggi? Se andiamo al primo giorno di lavoro, spiegami. Ho cominciato proprio così, ero dipendente, quindi il primo giorno di lavoro da partita IVA, ero dipendente, il primo giorno di lavoro da partita IVA è stato così, capire le inefficienze dell'azienda in cui lavoravo. Ok.
erano talmente lampanti, leggibili, che subito, il mio primo giorno di lavoro, ho messo in campo le difficoltà che aveva l'azienda per cui lavoravo e la non risposta al cliente immediata, il non servizio. Ho detto, quindi, se faccio un'azienda di servizi, devo fare servizio? No, non servizio, se no che azienda di servizi metto in piedi? Se faccio tutte se sistemo tutti questi buchi, guarda, sicuramente le cose vanno bene e sono andate bene. Del previsto, più facile del previsto. Come quasi sempre è più facile del addirittura proprio sul mio primo biglietto da visita, oggi non si può più fare per questione di costi, sicurezza. Sul mio primo biglietto da visita c'era scritto assistenza tecnica 24 ore su 24. Per dire, proprio perché portavo assistenza ai clienti anche post lavoro, cioè tu potevi chiamarmi anche alle 8 di sera. E questo è stato proprio il mio primo giorno di lavoro, o meglio la prima settimana, poi il primo mese. La flessibilità, l'adattabilità per risolvere problemi, perché poi alla fine i clienti ci danno soldi per risolvere problemi, quindi più siamo bravi a risolvere problemi, più soldi portiamo a casa. Quando uno mi dice ma mi dà un sacco di problemi, ma bene, se ti dà problemi porti a casa soldi, se sei bravo a trasformarli. Se hai delle risposte non sono problemi. Esatto. E come li vedi, no? E come li vedi? Li vedi come problemi o li vedi come opportunità? Ma certo. E noi come ci siamo conosciuti? Te lo ricordi? Con un grandissimo progetto mi era venuto in mente. Beh, io credo che si possa dire, no? Voi eravate, come si può dire, il team marketing di una grandissima azienda che si vedeva per l'autostrada, si vede ancora per amor di Dio, e si chiamava Vempa 3. Quindi sotto in fondo al catalogo di questa azienda, che non voglio nominare fin troppe volte per ovvi motivi, abbi pazienza, hai capito? Ho visto chi era il team marketing e quindi ho detto madonna che bravi che so questi, madonna che bravi, guarda che belli, magari costano anche poco, non era così però, bravi lo erano. No. Tra l'altro rispetto a prima siamo che aumentati, quindi sempre peggio siamo. Sì, e quindi vi ho contattato proprio perché avevo una grande idea e voi l'avete sviluppata alla grandissima, devo dire. Avevo una grande idea che era quella di fare una fiera, che poi è stata fatta, ovviamente un grandissimo successo. È una fiera con grandissimo successo grazie al vostro marketing e al vostro sistema dell'epoca. Stiamo parlando di 20 anni fa. Perché chiaramente noi abbiamo fatto una parte, ma voi avete fatto la vostra. Io mi rivolgevo all'azienda, al team ti rivolgi tu. Hai capito? E ecco, abbiamo fatto un grandissimo successo a questa fiera, insomma, poi via via adesso ci eravamo un po' persi perché nell'atto della mia crescita, proprio, come si può dire, copiando dal vostro modo, di mio ho messo in piedi ancora all'epoca un po' di team marketing. E adesso avete un team marketing di 6-7 persone. No, anche un po' di più. Sì, arriviamo anche a 10, che sì. Io credo molto nel marketing, così come ho creduto in voi quella volta, tanto quanto credo nei nostri ragazzi del team marketing adesso. Se avete osservato, ha usato un linguaggio del tipo una grande idea, cioè ho avuto una grande idea, poi mi avete portato, quindi tutto parte da una grande idea, una big idea. Quando facciamo il restyling, sistemiamo le cose, è come voler giocare una partita, mezza partita, non vogliamo vincere il campionato. La mentalità tua è sempre stata quella di dire voglio vincere la Champions e casualmente insomma bei passi in avanti. Ho sempre avuto degli obiettivi molto alti, esatto. Devo essere sincero nel sostenerli. Quando gli dici ma cosa vuoi fare? Vorrei fare 5% in più, ma perché non perché ci autoconvinciamo e spesso ci autolimitiamo. Quindi poi ovviamente non bisogna essere eccesso dall'altra parte. Posso dire una cosa? Chi dice il 5%, come stai dicendo tu, è un esempio. È un esempio, certamente sull'esempio io ci lavoro, come si può dire, ti do un là. Ecco, tu dici il 5% quando dietro di te non hai nessuno, ti senti solo. Capito? Quando tu a fianco hai un team come quello che ho io, ma di che? Così come Marchionne all'epoca, il buon Marchionne evidentemente che io stimavo molto e ne seguo ancora così le tracce, ecco, e quando hai un grande team tu puoi scalare qualsiasi vetta, il limite non esiste limite, è la tua mente che lo mette, ma quando sei forte dietro e sui fianchi non hai paura di nessuna sconfitta, perché non sarà una sconfitta, sarà una vittoria. Ti avrei fatto questa domanda dopo, ma dato che mi hai preceduto sul discorso del team, quello che ti chiedo è com'è che scegli i tuoi manager? No, non li scegli assolutamente, o meglio, tu fai un colloquio di mezz'ora,
perché tanto durano i colloqui per le assunzioni, no? Mezz'ora, tre quarti d'ora, ne fai uno, c'è chi ne fa due, c'è chi ne fa tre, chi ha dei questionari, sono 1000 modi ecco, il mio modo invece è così, parlare e guardare negli occhi le persone. Adesso non li faccio più, adesso abbiamo un addetto, bravissimo peraltro, che fa le assunzioni per le 3 aziende, quindi tutti i giorni è dedicato ad assumere personale a Sì, vari ma i titoli. tuoi persone più a fianco a te, le tue persone più a fianco, come le hai scelte? Ci arrivo, non le ho scelte, ripeto, ho fatto mezz'ora di colloquio e poi, come si può dire, ho collaborato con loro tutti i giorni. Siamo cresciuti insieme tutti i giorni, no? Nessun imprenditore si può definire, come si può dire, sapientissimo. Non esiste. Tu sai delle cose, sai fare delle cose, poi se a fianco a te metti dei collaboratori validi che a loro volta sanno fare delle cose e a fianco di questi ne metti altri che a loro volta sai fare delle cose, nessuna vetta sarà insuperabile. Ma comunque ne avrai scartati durante il tuo percorso. O alcuni ho visto che non avevano le qualità, altri se ne sono andati di iniziativa, ma rimarrà chi crede in te. Chi se n'è andato è perché magari ha avuto altre opportunità anche migliori. Adesso potrebbe essere, non so, il presidente da qualche altra parte del mondo. Io non so, non ne seguo mica evidentemente i trascorsi. Certo. Ma come si può dire? Chi credeva in me è con me. Okay. E lì si forma il team in automatico. Non devi fare nessuno sforzo, devi solo evidentemente comportarti da persona. Vabbè, tu hai detto prima, stagli a fianco, quindi in realtà il compito principale di un leader è creare altri leader. Assolutamente. Quindi riuscire a fare in modo che loro raggiungano i risultati, non che tu dici io ho raggiunto i risultati. Sono loro che raggiungono. Sarà mai così. Quindi questo è un altro esempio di leadership. Non sarà mai Tuttavia, così. quando siamo dopo il colloquio, dopo che lo inserisci in un'azienda, avrai dei segnali che ti dicono questa persona è sul pezzo, questa persona alla bandiera nostra. Giornalmente. Ok. Giornalmente lo senti. Lo senti dalla fiducia. Quando uno parla, così come noi abbiamo degli amici primari o degli amici secondari, se vogliamo, no? O dei migliori amici, mettiamolo come vuoi, lo senti da come parla, lo senti da come si atteggia, lo senti da come respira, lo vedi da come ti guarda. Ok. È facile, easy. Facile. Perché una persona sincera è a fianco a te e lavora con te, lavora per lo stesso identico obiettivo. E sì, ma io, ma qua, ma là, non ti porta da nessuna parte. Possiamo tradurre questa cosa lo senti sempre che si sente responsabile di quella situazione, quindi è proattivo? Certo. Okay. Assolutamente. Okay. Proattivo è la parola corretta. Ok, perché vedi la luce negli occhi quando gli fai una domanda che sta pensando a una soluzione più che a un problema? Certo, non fa in tempo a diventare problema. Se tu hai dei bravi collaboratori, nessun problema diventerà problema. Quindi comunque lui dice, li sto di fianco così, ma li sceglie così, quindi senza accorgersi, ti viene naturale, ma li sceglie così, che è uno poi del lavoro che dovrebbe fare normalmente, perché poi ti metti a fianco qualcuno. La grande bagno di umiltà che hai già dimostrato è il fatto di dire io non sarei nulla senza avere il mio team di fianco, e anche che il tuo ruolo principale è far crescere loro più che perché se loro crescono fanno. Quindi questa secondo me è già una grande lezione di leadership, piano che a loro volta devono far crescere altre persone. Esatto. È una catena. Esatto. Che abbiano la possibilità, perché poi comunque tu hai 350 persone in totale, i 15 manager che sono a fianco devono poi fare la loro parte. Ma poi in realtà sta roba qua guarda che sembra impossibile, ma viene di suo. Ma sta roba qua poi, perché poi alla fine noi abbiamo anche un ruolo sociale come imprese, come imprenditori, avviene anche nelle famiglie. Cioè, se io riesco a creare degli atteggiamenti mentali che permettono alle persone di esprimersi, di sviluppare il loro potenziale, di fare errore, ma di imparare dai propri errori, quelli diventano anche dei bravi madri e padri di famiglia. Ovviamente. E quindi creo un impatto anche sulla società. È la giusta direzione e tu puoi metterla dove vuoi, è sempre una giusta direzione questa. Qualsiasi cosa tu voglia fare è una giusta direzione. Mi piace molto questo concetto della giusta direzione, perché c'è solo la giusta direzione. Ma lo dico perché la conosco bene. Nel senso che, voglio dire, ho i miei ragazzi a fianco tutti i giorni e sento che sto andando nella giusta direzione con loro. Vieni un po' trascinato dall'energia, no? Non spinto, trascinato.
spinto, trascinato. Vabbè, prima di entrare in intervista gli ho detto come sta andando. Sta andando molto meglio di quello che pensavo. Quasi che diventa quasi un disagio delle volte il molto bene, e in realtà è perché si sono fatte tante cose bene prima, e quindi è un frutto di un risultato. Però invece di parlare di successi, perché qua adesso sono un po' rompiballe, vorrei anche parlare di quali sono stati i momenti difficili, ne ho passati. Passami il termine, i fallimenti di progetti. Mi dici un attimo cosa è successo, non entrando nel merito, ma soprattutto come hai reagito a questi momenti? Allora, ho avuto diversi momenti come questi, no? Alcuni che mi hanno anche un po' segnato, evidentemente, mi hanno formato più che segnato, no? Porto dei riferimenti, no? Ci sono stati dei problemi in azienda, non sto lì ovviamente a entrare in particolari, a un certo punto mi sono andate via 4 persone chiave dell'azienda e lì subito Dio buono, cioè 4 persone chiave proprio tutti insieme, lasciamo stare, ripeto, motivi questo e quello quell'altro, e lì devi reagire veloce, ma poi parlando con i miei collaboratori, perché con quelli che rimanevano almeno, ecco, abbiamo subito fatto fronte e subito reagito, e ti dirò di più. Queste azioni sono state la causa del mio successo, perché ti hanno spinto a crescere subito. Ti dirò anche un'altra cosa: dalla mia azienda, dalla nostra azienda, perché non è solo mia, dalla nostra azienda sono nate 42 partite IVA ad oggi, quindi lavoratori che si sono aperti la propria partita IVA, ecco. Per assurdo, che mi raccontavi che su alcuni di questi li hai anche aiutati, nel senso, alcuni di questi li ho anche aiutati, certamente. Alcuni di questi, i più collaborativi, li ho aiutati proprio perché credevo in loro e vedevo in loro la capacità di crescita. Ok. Per assurdo, questi 42 partite IVA mi hanno aiutato a crescere, hanno fatto sì che io e la mia azienda e i miei collaboratori alzassimo sempre di più l'asticella, capito? E questo alzare sempre di più l'asticella ha fatto sì che diventassimo sempre più bravi. Quindi, per assurdo, se oggi dovessi fare un monumento così tanto ideologico, no, tanto per dire, potrei fare un monumento ai miei ex collaboratori. Come sempre, dopo dei momenti di difficoltà, la lezione che impari può diventare un freno o può diventare... Sono delle grandi lezioni. Ma tu credi nel caso? A volte sì, a volte invece no. Credo invece nella bravura e nella capacità. Se tu ti impegni, saranno sempre di più le cose positive piuttosto che le cose negative. Va sempre per la giusta direzione. Magari sbanda un pochettino l'idea, magari qualcuna si frantuma lì, ma poi insomma ne vieni sempre fuori, rinasci sempre, risorgi sempre, dato un po' dalla tua positività o dalla tua negatività. Se vedi positivo, sarà sempre positivo. Quindi io spesso uso all'inizio dei percorsi con gli imprenditori dicendo: l'azienda, il primo risultato è dall'energia che mette il capo in quello che fa. Sei d'accordo su questo? Assolutamente, in primis però. Poi è l'energia di tutti. Certo. Deve diventare l'energia di tutti. Deve diventare contaminante. Sì. Allora, noi siamo dentro una casa che si chiama Accademia del Valore. Yes. C'è sta parola valore. Io ho scritto libri sul valore, eccetera. Mi piace, quando io ho scritto il primo libro sul valore, ho detto sì, ma poter sintetizzare che cosa vuol dire valore, a parte che tecnicamente in linguistica si chiama che è una nominalizzazione, cioè ognuno gli dà un significato diverso. E proprio per questo motivo sono andato a intervistare più persone quando ho fatto il libro e chiedergli che cosa vuol dire per loro creare valore. E ti faccio una domanda a te. Cosa vuol dire per Nereo Parisotto, amministratore di Euro Edile e di altre aziende di un gruppo grande, cosa vuol dire creare valore? Mamma mia, più facile non me la potevi fare, cioè inventati qualcos'altro. Vabbè. Che se poi no, ci arrivano quelli scherzo, difficili. ovviamente. Poi arrivano quelli difficili. Tu sai che scherzo perché deve essere anche un'ora divertente, no? Quindi ci scherzo un po' su. Allora, creare valore vuol dire creare dei bravi collaboratori. Perché poi i bravi collaboratori creeranno dei bravi collaboratori. Dei bravi collaboratori che hanno creato dei bravi collaboratori creeranno dei bravi collaboratori. Ok. E questo genera valore nel tempo. Non oggi, non domani, genera assolutamente valore nel tempo. Capito? Quindi il valore vero è la risorsa umana. Non sono di certo il primo a dirlo, ma sono uno che ne sa qualcosa e quindi lo posso dire. Tu, diciamo come impresa, dando dei beni e servizi verso i clienti, il tuo primo focus comunque paradossalmente è verso il cliente interno, quindi verso i tuoi uomini. Adesso sì.
adesso sì, forzatamente. Quindi per te creare valore è se io creo la squadra più forte che c'è, eccetera, lei mi permetterà di vincere qualsiasi Assolutamente, sfida. l'hai detto. Ho provato a tradurre se vuoi replico, ma è proprio così. ho provato Così a come tradurre- dicevo prima, certo. Ho provato a tradurre quello che ho Sì, capito. è proprio così. Se tu Ok. hai la squadra forte, vinci qualsiasi match. Ascolta, lavori, sei giovanissimo, ma un po' di anni sotto il ponte. Giovanissimissimo, sì. Che cosa fai per il tuo equilibrio tra vita privata e lavoro? Non dire quello che mi hai detto fuori onda prima del venerdì pomeriggio, però che cosa fai con il tuo equilibrio vita privata e lavoro? E per te è importante creare equilibrio tra vita privata e lavoro? Non solo per te, ma anche, presumo, per il tuo team? Sì, allora la vita che conduco io con 3 aziende diverse e la possibilità che arrivi anche alla quarta, perché stiamo lavorando proprio per questo, per implementare il nostro parco di offerta verso il cliente, ho davvero delle giornate molto intense. Non difficili ma intense, perché ripeto, suddiviso l'impegno dai vari collaboratori, però comunque sono intense, ecco. È importante, credo sia fondamentale, riuscire a scaricare nella serata, non nella notte, nella serata quantomeno l'energia, come si può dire, la difficoltà che hai avuto nella giornata. Questo è fondamentale. Se tu riesci alla sera a fare qualche passeggiata oppure fare, che ne so io, un po' di palestra, qualcosuccia che ti consente, oppure anche solo relax, dipende dalle persone, no? Io facendo un po' di attività fisica, per esempio alla sera, che ne faccio molta, devo dire, facendo un po', intanto ti tieni in forma, intanto, e questo non è male, ma poi ti aiuta anche, per esempio io ho un tapis roulant che mi metto lì, ho un televisore davanti, guardo viaggi, guardo cose interessanti della natura, eccetera, eccetera, non robe difficili, ecco, o da seguire intensamente. Ti sei sempre preso i tempi per te? Mi sono sempre preso, il sempre all'inizio è un della concetto carriera magari che in meno. 40 anni è complicato da dire sì è così. Adesso più di prima sicuramente, grazie ripeto ai miei collaboratori, ma cerco di prenderli, ecco, quando posso cerco di prenderli, soprattutto il sabato e la domenica che poi arrivi, come si può dire, un po' lungo dalla settimana, e lì cerco di fare. Come impresa fate qualcosa sui collaboratori anche perché anche loro abbiano un equilibrio? No. Okay. No, devo dire la sincera verità, no, non lo facciamo, perché poi ognuno ha un suo modo. So e conosco delle aziende che hanno messo in campo le palestre, che hanno messo in campo qua, oppure... Sì, ma non è necessariamente questo, ma anche soltanto portare la cultura, il pensiero, poi uno si fa quello che vuole a casa, però fare in modo di far capire che se sei esausto fisicamente non mi rendi anche al massimo. No. Cerco di far sì che diano un valore alla famiglia, quindi ha necessità con i figli di andare a portarli al primo giorno di scuola se serve, nei colloqui o quando ho modo di parlare o di sostenere, questo come si può dire, li appoggio in questo, o se hanno necessità di qualche giorno che se lo prendono, questo sì, ma fuori da questo no, non facciamo niente, perché ognuno poi ha una situazione diversa. Poi ricordiamoci che le aziende di servizi come la nostra, che occupa circa l'Euroedile, che occupa circa 120 persone, che sono in giro per cantieri, per l'Italia. Questo sì, ma poi cosa vuol dire? Ti occupa molte ore del giorno e anche molte ore della sera. Devi essere attivo alle 7 di mattina, e ti assicuro che io ho dei collaboratori e delle collaboratrici che, guarda, un monumento oggi, no domani, oggi, capito? Cominciano alle 7 di mattina, una su tutte, guarda. Faccio anche il nome perché se lo merita, si chiama Paola. Ecco, una su tutte. Comincia alle 7 di mattina e finisce, se Dio vuole, alle 7 di sera, e si porta a casa il telefono. Capito? Gestisce le squadre, per esempio, dei nostri ragazzi. Noi abbiamo circa 60 squadre di lavoro, ecco, e prova un po' a pensare cosa vuol dire se non hai collaboratori così. Ecco perché dico dei valori aggiunti. Ok, adesso facciamo un giochino che magari che abbiamo introdotto, no? Che si chiama sottovalutato o sopravvalutato. Quindi io ti dirò, ma secondo te la formazione è sopravvalutata o sottovalutata nelle aziende? Sarà sempre sottovalutata, perché davvero ce ne sarebbe bisogno in ogni direzione, in ogni azienda. Ne parlavamo prima quando appena arrivato, no? Davvero ogni azienda ha bisogno di tutto, ha bisogno, poi deve prenderne atto.
perché questo possa appunto essere messo in atto. Deve prenderne atto, deve capire dove sono le mancanze, cominciare diciamo dalle mancanze più gravi per andare poi a finire evidentemente nella formazione, magari anche Quindi il messaggio che stai dando è: molto spesso tante aziende la sottovalutano e dicono Tutti non la ho tempo, cosa da sottovalutiamo. lavorare, cosa da fare. Tutti la sottovalutiamo perché ognuno di noi avrebbe bisogno di formazione, ognuno di noi, qualsiasi sia la direzione, qualsiasi sia il campo, assolutamente. Okay. Anche perché la formazione in cosa consiste? Di un tuo problema e qualcuno che l'ha risolto e viene a dirti come risolverlo. Perché ci ha risolto prima di te. Ha risolto prima di te ed è specializzato in quello, capito? Quindi non è una roba generale, non è tanto per fare, è qualcosa di particolare. Non te lo Se io domando avessi nemmeno, bisogno del formaggio vado da chi vende formaggio a comprare il formaggio. Non te lo domando nemmeno, ma ci saranno programmi di formazione nelle tue aziende? Nelle nostre aziende ci sono programmi di formazione, come si può dire, a numero chiuso. Okay. Nel senso che un po' alla volta in direzione di... Per esempio adesso nella nostra azienda c'è un grandissimo bisogno di parlare un'altra lingua, di parlare l'inglese per esempio, quindi 2 volte a settimana abbiamo un corso interno di inglese, Okay. capito? Non puoi mettere in campo chissà quanti alla volta, perché poi sai, un corso di inglese non può durare 3 giorni, 3 sedute, circa un anno perché è una priorità. Certo. Oggi l'inglese, io non lo so, o meglio, certo, lo so poco, a tentoni, se si parla di tecnico lo capisco, ma se andiamo sul ragionamento normale, ecco. Quindi oggi l'inglese è fondamentale per le aziende perché devi guardare al mondo. Oggi l'Europa sta cominciando a diventare piccola se tu hai delle ambizioni. Sopravvalutato o sottovalutato l'innovazione invece, l'innovare? Anche questo è sempre sottovalutato. Anche questo, non c'è ombra di dubbio, e io di mio ti assicuro che cerco di andare a inserirla in ogni campo e in ogni settore. Vabbè, Non sei creativo di tuo. non nel telefonino all'ultima moda, ma inserirlo proprio all'interno delle aziende, perché ci credo tantissimo, ma anche questo, sai, stare al passo dell'innovazione. Ragazzi miei. Hai delle persone dedicate alla ricerca e sviluppo? Sì, ho delle persone dedicate alla ricerca e sviluppo più di altre, ma poi sempre ci confrontiamo, per cui non sono effettivamente delle persone dedicate esclusivamente a questo, sono delle persone più attente di altre a quello che offre il mercato, ma io per primo. Guarda che non passa quasi mai giorno che io non invii qualche link a qualche mio collaboratore, evidentemente, che mostri, che ne so io, un'innovazione sul materiale piuttosto che sul macchinario o sulla sicurezza o qualcosa. Non passa giorno che io non mandi un link a qualcuno proprio in direzione dell'innovazione, quindi guarda, sfondi una porta apertissima. E sottovalutato o sopravvalutato il marketing? Anche questo è sempre sottovalutato. Anche questo, insomma, il marketing, io credo che, come si può dire, ogni buona azienda, così come deve avere un minimo di sito internet, un minimo di mail, per amor di Dio, o se vogliamo anche qualche social, c'è ancora molti che non ce l'hanno, ma anche il marketing è assolutamente sottovalutato. Assolutamente. Guarda, sono tutti orientati a produrre, a fare. Sono orientati a produrre, poi dipende molto dai macchinari, da cosa fai, a che mercato ti rivolgi, perché ci sono delle aziende che non hanno mica bisogno di fare marketing, capite? Sono delle aziende che vivono di luce riflessa, quindi invece delle altre che hanno proprio bisogno di mostrare cosa fanno, no? Poi non ti puoi mica lamentare se non ti trovano, se non ti fai trovare. Se ti vai a trovare, magari ti trovano. Dico bene o c'ho ragione? Bravo, bravo, molto bravo. Allora, ci sono domande dal pubblico? Perché qui no, ok, no. Va bene. Sfide per il futuro, quali sono le sfide per il futuro che vedi? Ne abbiamo in atto di molto molto importanti. Se vuoi ti faccio una lista di 655 cose. Senza entrare nei dettagli, però qualcosina, se ci dici. Sì, guarda, intanto avevamo messo degli obiettivi importanti che sono stati tutti raggiunti alla grande e li stiamo anche superando. Per esempio, 1 anno e mezzo fa, insieme alla mia collega, siamo partiti alla scoperta del mercato arabo, una mia bravissima collega, siamo partiti perché io non so l'inglese, quindi ho dovuto farmi accompagnare alla scoperta dei mercati arabi e siamo andati proprio come dei pionieri, scendendo con l'aereo su un determinato aeroporto arabo piuttosto che degli Emirati Arabi, piuttosto che l'Arabia Saudita.
Ecco, e lì con la nostra macchinetta abbiamo cercato di capire se era un mercato interessante per noi o no. Perché? Perché seguendo su internet le varie evoluzioni vedevamo che tantissimi progetti arrivavano da quei territori. Per cui ho detto, aspetta che intanto andiamo lì. Invece magari era più facile andare in America, poi il Texas, che no, tutti ne parlano, Dallas, e tutti grandissimi progetti, eccetera. Ecco, abbiamo pensato di andare lì senza né arte né parte, affittando una macchinetta e poi cercando di trovare la retta via. Ci siamo riusciti grazie a lei e il suo impegno, perché poi la traduzione d'inglese e poi un po' di mia abilità e un po', come si può dire, di saper fare. Abbiamo sondato i mercati, abbiamo fatto delle fiere e adesso abbiamo delle grandissime soddisfazioni. Per dire, abbiamo portato delle strutture, per esempio il Museo Guggenheim di Abu Dhabi, che stanno costruendo, diventerà il museo più importante al mondo e più grande e più importante al mondo, devo dire. Quindi quando tu arrivi a questi livelli vuol dire che hai fatto la scelta giusta, capisci? Che hai investito in modo corretto, perché poi andare lì e sviluppare dei prodotti in quei territori vuol dire davvero crederci e quando arrivi ti senti davvero appagato. Poi ho avuto la fortuna anche lì di incontrare un manager molto bravo, in questo caso si chiama Francesco, che in quei territori sta, come si può dire, divulgando i nostri prodotti e portando in alto il nostro nome, che davvero da far suo sta avendo Quindi successo. diciamo la sfida oggi ai mercati arabi e della non parte... in particolar modo arabi. Io non sono andato in... comunque l'estero. Non sono andato in Arabia Saudita perché sono stato attento a quello che stava succedendo. Hai fatto ovviamente... di nuovo l'azione vincente che hai fatto 40 anni fa, guardando cosa aveva bisogno il mercato. Hai capito? Okay, sono stato attento, cosa succedeva, qual era avevo bisogno di espandermi. Okay. Perché sapevo perfettamente che l'Italia, oppure una sola nazione, non traina sempre. È come i 7 anni di vacche grasse e poi le vacche magre, no? Non è che traina sempre, quindi devi guardarti intorno, devi essere pronto. Poi non puoi mica dire, oh madonna, mi è andata male perché il mercato qua si è chiuso. Vuol dire che non sei stato attento, non eri un buon imprenditore. Io l'ho potuto fare anche perché, ripeto, dietro avevo una sfilza di ragazzi bravi che comunque, anche se io mancavo per un periodo, non c'era necessità della mia presenza, per cui loro si arrangiavano e così è stato, capito? Quindi mi è venuto facile, però sono stato attento a cosa succedeva. La visione mi ha detto, guarda che in quei mercati qualcosa succederà, e ti assicuro che i progetti ora che vadano in porto tutti o meno non lo so, ma proviamo a pensare all'Arabia Saudita. Se voi andate su internet a guardare cosa succederà nei prossimi anni in Arabia Saudita, beh, io credo che è qualcosa di spaventoso, davvero. Pensiamo anche all'Expo, che si sono candidati e hanno vinto. Ecco, per dire, ma l'Expo è solo l'ultimo di progetti che davvero non si riescono a contare gli zeri di ogni singolo progetto per quanti ne ha. Per cui, capito? Ma devi essere attento a quello che succede intorno a te. Non puoi mica avere il paraocchi. Dove ti vedi fra 5-10 anni? Ancora il comando o c'è un cambio? Perché a quel punto avrò 600 dipendenti. No, scherzo, ovviamente. No, scherzi a parte. E avrò triplicato i collaboratori. Ti vedi ancora al comando dedicato al lavoro? Ti vedi che c'è un cambio generazionale? Come consigliere, cosa che sto facendo anche adesso. Ecco, guarda che io sono qua in prima linea, ma di fatto poi i miei collaboratori sono in grado di andare avanti da soli e fra 5 anni lo saranno ancora di più, perché stiamo mettendo in campo anche forze nuove per formare altre persone, altri collaboratori, ingrandirci, eccetera, eccetera. Insomma, quindi vi vedete ancora molto più grandi di prima, ma il tuo ruolo sarà un po' più da consigliere. Ho un obiettivo. Sono qua che ti pungolo perché mi dici l'obiettivo. Ho un obiettivo, l'ho condiviso con i miei collaboratori e lo credo possibile. Molto difficile, ma lo credo possibile. Ambiziosissimo, cioè un livello altissimo, che è quello ai miei 70 anni arrivare ai 100 milioni di fatturato, ok? Ai miei 70 anni arrivare a 100 milioni di fatturato e passare il gruppo SPA. Ok. È tanta roba, Quanto manca? Perché adesso quanto manca ai 70 anni? Guarda, ai 70 anni, non a dicembre ne compio 65. In 5 anni.
dai, comunque non è male. Oggi siamo vicini ai 50 milioni Quindi di raddoppiare in fatturato, per 5 cui anni. vuol dire raddoppiare il fatturato e questa ambizione di farla arrivare diventare- 100 milioni di fatturato, 70 Conoscendoti, anni fra 5 anni ed ti SPA. intervisto, Sì. ci sarà una bottiglia di champagne qua sopra, perché la A paghi tu festeggiare, però perché hai fatto stampare, 100 sì. milioni. Allora, immagina di avere davanti a te un te giovane e altro imprenditore giovane che sta partendo, poi qui hai portato anche la tua seconda generazione dietro le quinte. Che consigli daresti a un giovane imprenditore che parte? Cioè, che cassetta degli attrezzi gli Allora, daresti? prima di tutto sicuramente di essere umile, ma in seconda battuta proprio così, di aprire la propria visione a 360 gradi, guardare sempre intorno a sé, guardare oltre il confine della propria nazione, regione, mettila come vuoi, di guardare oltre, guardare cosa succede, perché di là che puoi arrivare o non arrivare in paesi esteri, cose, eccetera, però questo ti permette quotidianamente di acquisire una montagna di notizie e di nozioni che non hai che da scegliere poi alla fine. Hai tantissime opportunità che poi non hai che da scegliere. Hai capito? E poi è l'animo che ti porta. Quindi fare esperienza, studiare. Beh, prima di tutto, assolutamente. Assolutamente. A me per esempio è mancato molto studiare, ecco, ma ripeto, poi ho dei collaboratori a fianco che hanno in qualche modo tamponato queste falle, ecco, e da ognuno di loro imparo qualcosa quotidianamente, ecco, e come si può dire? Questo essere umile e però guardare cosa succede nel mondo e da lì apprendere e prendere delle nozioni quotidiane, capito? Solo così. Poi, sai, bisogna sentirselo, bisogna fare. Io, per esempio, non è che arrivo mio padre mi ha lasciato, mio padre, e ne vado fiero, era contadino, io all'inizio della mia gioventù l'ho aiutato in campagna, devo dire, poi ho trovato la mia strada, facile, è venuta da sola, e fin da subito è venuta da sola. Hai fratelli, sorelle? Ho un fratello che oggi non c'è più, Ah. ho una sorella che ringrazio ogni giorno di avere una sorella così, adesso vi dico perché. Me l'hai detto, io lo so, adesso lo dice al pubblico. Perché è suora e ne vado fiero per questo, ma credo che preghi ogni giorno per me. Ti fa da sponsor. Assolutamente. In qualche modo. Sì. Spiritualmente, non è che mi dà... Spiritualmente, sai. Sì, perché comunque spiritualmente mi fa da sponsor, mi sostiene. Le buone parole e i piani alti va sempre bene, no? Ed è per quello che ci tengo tanto, sì. E ne ho beneficiato in tutti questi anni. La vedi? Fin da giovane. La vedi? Sì, Okay. abbastanza spesso viene da me, dorme da me, sta qualche giorno, Okay. e quando è possibile vado io, perché fatalità, come credo si sappia, una delle mie aziende è in provincia di Udine e lei è su un convento a Gemona, per cui da lì a lì è mezz'ora di strada, per cui, insomma, sì, ma poi insomma ci sentiamo spesso per telefono e così, come è normale che sia, insomma. Figli? Quanti ne hai? Figli, ho 2 figlie. 2 figlie. Lavorano tutte con te? Fortunatamente sì, devo dire. Ok. Fortunatamente sì. Tutte sì. che fanno... Ho questa fortuna, perché la ritengo una grande fortuna della vita, quella di far sì che non abbiano preso altre strade, perché sappiamo, magari no. Io prima parlavo di allargare gli orizzonti. Adesso tu non ci sei, ma sono contente di lavorare con te. Tu non ci sei. No, io non ci sono, ma penso di sì, dai. penso di sì. Una si occupa dell'ufficio marketing, Ok. eccetera, e l'altra invece in amministrazione, quindi si occupa la più come si può dire, la più grande si occupa dell'amministrazione, e quindi solite banche, questo, quello, quell'altro, tutto quello che riguarda l'amministrazione. Quindi siete un'impresa di famiglia comunque. Al vertice. Si Poi può io dire... vedo sempre al vertice dei grandi gruppi c'è sempre un'impresa di famiglia, quindi devo sono dire quelle che hanno un bel equilibrio. Sì, che è un bel sostegno, cioè ti senti appagato. In qualche modo, insomma, no, avere figli vicino, eccetera, un po' di collaboratori. Guarda, Claudio, mi sento molto forte. Bene. Mi sento molto molto forte. Noi ti ho fatto tutte le domande che ti dovevo fare. Se vuoi parliamo di calcio, di Formula 1, che tra poco evidentemente hanno già acceso i motori. Io credo che avete capito lo spirito istrionico esplosivo di questo imprenditore, di questa energia. Ci ha dato delle lezioni importanti sulla leadership, lezioni importanti su come fare un'azienda di successo studiando quello che ha bisogno il mercato, e comunque l'ambizione, il sogno, perché già si sta parlando di cosa farà fra 5 anni e non si è dato un obiettivo bau bau micio micio, quindi
tutto questo secondo me è un grande insegnamento per chi ci sta seguendo. Vi ricordo che ogni venerdì più o meno faremo un'intervista con degli imprenditori che noi riteniamo la rosa degli imprenditori del Veneto, e se vi piace questo video condividetelo, se vi segnate la campanellina riceverete anche le notifiche per i prossimi video. Io ringrazio ancora tantissimo Nereo Parisotto, è stato un piacere di nuovo averti a casa mia. No, sono io che ringrazio te di avermi dato questa opportunità, perché insomma poi mi fai sentire anche, come si può dire, un po' importante seduto a questo tavolo e di fronte a questo microfono, insomma. No, ti ringrazio, soprattutto sai per avermi dato l'opportunità di ringraziare ancora una volta chi lavora insieme a me. Bene. Questo è una grande opportunità che ho avuto, e ti dirò che sono venuto qua proprio con questo focus, con questo focus, con questa volontà, hai capito? Perché non potrò mai smettere di ringraziare chi lavora al mio fianco, ti ripeto, dalla mattina alle 7 alla sera anche oltre le 8, per cui davvero vuol dire avere dei collaboratori bravi, e io ogni volta che ne avrò l'opportunità non potrò far altro che ringraziarli, in primis soprattutto il nostro direttore generale Alessandro Zanata, ma poi via tutti, insomma ogni situazione ha il suo come si può dire, il suo leader, e quindi me ne dimenticherei qualcuno se mi mettessi a fare i nomi. Siamo circa 15, li ringrazio tutti. E ringrazio prima di tutto te, ripeto, per avermi dato questa opportunità. Grazie. Sotto il link, metteremo anche il link in descrizione delle aziende del gruppo, che così vi andate a vedere un po' quello che fanno, e ti ringrazio, ci vediamo alla prossima, spero di vederti ancora. Ma magari l'anno prossimo avrò alzato ancora l'obiettivo. E faremo un'altra bella intervista. Alziamo ancora l'obiettivo. Ciao, ci vediamo presto. Arrivederci a tutti, alla prossima occasione. Saluti.